Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Ciao amici di Cross Generation, oggi per la puntata di Cross Generation abbiamo in studio Alfio. Ciao Alfio. Ciao, allora, mi chiamo Alfio, sono siciliano, mi sono trasferito 2 anni fa a Rimini per studiare giornalismo di moda. Ho 20 anni e il mio interesse primario, il mio hobby, la mia passione è proprio la moda, cercare di diventare un fashion editor. Bene, intanto una piccola nota personale, finalmente dopo quasi 3 anni a Bologna posso parlare serenamente con il mio bellissimo accento siciliano, anche perché Alfio ed io veniamo esattamente dallo stesso posto, Messina. Sì, si scopre in diretta. Alfio, il viaggio Messina-Bologna, attraverso anche la moda, com'è stato? Che differenze ci sono anche che hai riscontrato in questo passaggio che ammetto che per me è stato anche abbastanza violento, nel tuo caso? Abbastanza violento anche nel mio, nel senso che non c'è un passaggio graduale. Sono due realtà troppo diverse. Cioè si parla comunque di Messina, comunque di un'isola con dei problemi, delle problematiche che tutti conosciamo, che comunque si vedono, e con delle mentalità a volte un po' troppo chiuse. Fare un passaggio come una grande città che possa essere Rimini o Bologna per una persona che comunque ancora ha 18 anni è uno scoglio, diciamo, abbastanza grande. La moda in questo tuo viaggio come si comporta? Che trasformazione ha subito? Tanti cambiamenti, punti di vista totalmente diversi da quelli che erano i punti di partenza, diciamo. Quindi anche vivere fuori, stare da soli, analizzare, guardare la realtà in maniera diversa da tanti punti di vista e tante sfaccettature che forse non avresti colto stando in una realtà come la Sicilia. Per me l'obiettivo primario è riuscire a realizzare i miei sogni, quindi la moda è al primo posto, cioè i miei desideri e quello che voglio fare è quello, è lì. Io ho passeggiato per molti anni, come forse anche tu, abbiamo fatto le vasche sul viale a Messina. Sì. E lì diciamo che la situazione fashion styling è ben definita. Da una parte abbiamo gli zalli, che per chi non lo sa sono appunto i tamarri, e poi c'è la medio-bassa borghesia vestita identica e negli stessi posti. Esatto. In quel contesto Alfio e la moda com'erano? Abbastanza lontani dall'ideale di quello che poteva essere la moda di Messina, se così si può chiamare. Una realtà che non mi si confà e non mi si confarebbe mai, credo. Non per voler essere snob, ma perché obiettivamente non ci sono mezze misure. Cioè non si vive o non si indossa quello che si potrebbe o si vorrebbe realmente indossare. È semplicemente una questione dell'apparire, cercare di essere riconosciuti tali come persone di una qualche borghesia o come persone che fanno parte di un gruppo di strada che fondamentalmente non esiste. Quella non è moda? È moda rispetto ai punti di vista. Ognuno ha il suo punto di vista. Per quanto mi riguarda ci deve essere qualcosa di proprio nella moda. La moda non è una, sono tante sfaccettature. Sono delle cose che ci vengono proposte, offerte, nessuno le impone. Chi decide di seguirle può liberamente seguirle. In quel caso è semplicemente una copiatura, una scopiazzatura di quella che potrebbe essere un surrogato moda. Fatto male, è un atteggiamento sbagliato, secondo me. Non critico le persone come si vestono, ma diciamo che critico più che altro il come vogliono apparire. Cioè, la moda deve servire da espressione per la personalità della persona. In quel modo si rischia di fare parte ti iscrivi in una categoria che non ti appartiene. Hai trovato pace rispetto a questo a Rimini e comunque anche a Bologna? Sì, la gente è molto più, tra tante virgolette, indipendente. Seguono la moda, fanno comunque parte di quel grande sistema che è la moda, ma c'è sempre quella persona o quella personalità che prevale sull'altra e ti dà un punto di vista differente rispetto a quello che è la massa. Ritorniamo a quello che tu fai, il motivo per cui appunto sei partito da Messina. Ci spieghi esattamente in cosa consiste la tua categoria, la categoria che rappresenti con i tuoi studi?
Allora, quello che sto cercando di intraprendere è la carriera del fashion stylist, quindi quella figura professionale che dentro una redazione di moda o per uno stilista o per comunque una parte del sistema moda aiuta, crea, dà dei punti di vista differenti di quelli che sono la moda del momento. Cioè il fashion stylist, al mio modo di vedere, per come la vivo io, per come penso di averla capita, reinterpreta, crea delle realtà diverse utilizzando i capi moda, l'abbigliamento piuttosto che gli accessori. Cerca di creare una realtà del tutto sua, ma che comunque sia vendibile, o qualcosa di assolutamente creativo che non è vendibile, ma che comunque dà un'immagine nuova e differente di quelle che magari sono le passerelle. Infatti questo ti volevo chiedere, quindi è un passaggio, cioè Esatto. dalla passerella al giornale cambiano anche le modalità di rapportarsi con Esatto, con l'abito. sì. Ogni stylist decide cosa fare, scegliere un tema, quindi una storyboard, ma reinterpretare quello che si è visto, comunque quello che la moda ci ha dato in maniera diversa. Quindi non seguire un canone imperante, bensì cercare di essere il più creativi possibili, rispondendo ovviamente a dei criteri. Cioè si deve comunque far fede a qualcosa, ma in maniera molto propria. Quindi il fashion editor deve far trapelare la sua personalità dal servizio fotografico, un suo stile, una sua idea, un suo punto di forza magari. Senti, ma questa figura è diversa, non ha niente a che fare col giornalista, non ha niente a che fare con il fotografo? È una figura a sé con un'identità a sé, ma tra virgolette, spero di non sbagliarmi, ma non credo, deve far comunque, deve appoggiarsi comunque al fotografo, perché comunque il fotografo è necessario per dei servizi di moda. Deve comunque conoscere le realtà che ci sono e che coesistono, le figure che coesistono in una rivista, cioè è comunque un'interazione continua dal mio punto di vista. Hai mai subito discriminazioni? Sì. Come le hai affrontate e superate? All'inizio abbastanza male, col tempo cerchi di, tra virgolette, coprirti le spalle, di mettere su una corazza, quindi con il sorriso, cioè ignorandoli e con il sorriso. In questo la moda ti ha aiutato a superare o ti ha aiutato a subire le discriminazioni? A subirle e ad affrontarle. Prima subirle e dopo affrontarle. Bisogna essere Una sinceri. doppia arma. Sì, se non si sa usare è una doppia arma. Però è anche una valida alleata se si riesce a saper usare. Alfio, se tu fossi una macchina, che macchina saresti? Una Lamborghini. Se tu fossi un colore? Il nero. Se tu fossi un paese? L'India. Se tu fossi un accessorio? Delle scarpe di Alexander McQueen. Se tu fossi un giornale, una rivista? Vogue. Chi sei tu dei personaggi del Diavolo Veste Prada? Andrea. Bene, ringraziamo Alfio e speriamo di ritrovarlo magari fra qualche anno, e la sua firma soprattutto su qualche rivista. Ci sembra che appunto le sue idee siano abbastanza interessanti. Grazie Alfio. Grazie a voi. A presto. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation. La radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.